Ciao a tutti, buondì. Oggi mi trovo a Napoli e sono nel laboratorio di Stefania Mussolino. Ciao. Stefania è un'artigiana che ha iniziato questo mestiere 20 anni fa. All'interno del suo negozio, del suo shop, troverete 3 diverse tipologie di fasi lavorative: i prodotti interamente realizzati a mano, che richiamano i presepi, le sculture dei presepi del Settecento. Un altro tipo di lavorazione invece è incentrata sulla tradizione scaramantica, possiamo definirla così, Sì, quindi portafortuna, sì. che è tipica di Napoli. Realizza questi corni interamente realizzati a mano. Quello che state vedendo è il motivo per cui sono entrato nel laboratorio. Ha unito al corno i sensi. Quali sono i gesti tipici della tradizione napoletana? Allora, ci sono le corna che sono, diciamo, quelle proprio il gesto che si fa per scaramanzia. Poi abbiamo Che vuoi, che è quello così, che è riconoscibile proprio da tutti, cioè tutti lo riconoscono, pure gli americani, se fai così lo capiscono che stai dicendo che vuoi. Poi ci sta, speriamo, un gesto che per tutti quanti è speriamo bene, che incrocia le dita, però a Napoli è bugia portata dietro alle spalle. Quindi quando dici una bugia incrocia le dita dietro. Poi c'è Vittoria, che però a Napoli, forse anche in tutta Italia, i bambini quando andavano a scuola, prima si faceva così per andare, per andare in bagno, non si diceva scusi, ma si alzava la mano e si faceva così. Questi sono come li racconta Munari, quindi non è che proprio me li sono inventati. L'ultima tecnica che viene utilizzata è in collaborazione con i tornianti. Stefania commissiona ad alcuni artigiani napoletani la lavorazione di tazze da cappuccino. Dall'argilla cruda le modella, le rifinisce e interpreta la linea che vuole proporre. Adesso vediamo qualche lavorazione. Ho detto tutto? Sì. Vi consiglio di entrare nel suo laboratorio e lei è simpatica, anche se all'inizio potrebbe sembrare un pochino